visto che mi hanno dato il ruolo di aprire questo pomeriggio, intanto io dirò solo 2 parole e cederò poi la parola al nostro archivista e anche di altri, purtroppo Andrea Ludovici, ma soprattutto, più che parlare di questo libro, che è stato oggetto la pubblicazione di un diario che Gabriella Forchino ha donato al Centro Studi Piemontesi, che è destinatario frequentemente di donazioni di documenti e che è garante di ciò che viene donato e conservato, pubblicizzato, valorizzato, cosa che non è del tutto frequente, anzi è del tutto infrequente. Ma io non potevo non cogliere l'occasione più che per parlare di questo diario, che è molto interessante e all'origine del quale c'è anche un grosso lavoro di trascrizione, di lettura, di interpretazione. Non potevo non parlare di Antonio Forchino, un nostro antico socio, un caro amico, e qualcuno che è stato a Torino dimenticato inspiegabilmente, e forse solo a Torino poteva essere dimenticato, nonostante le battaglie che ha fatto per la città, nonostante addirittura, me lo sono stampato, me lo sono guardato incredulo, Vittorio Sgarbi recentemente a Venaria, parlando di Ezio Gribaudo, ha detto, scusate ve lo leggo perché così non mi sbaglio, ha detto letteralmente che a Gribaudo Torino deve molto, e dice ma deve moltissimo Torino, insieme a Antonio Forchino hanno animato un collezionismo artistico unico nella seconda metà del Novecento, e credo che questa città dovrebbe dare altro, e via dicendo. Forchino aveva un carattere molto particolare, era veemente, noi ci siamo conosciuti, c'era un gap anagrafico tra me e lui, ci siamo conosciuti alla libreria piemontese dove ci combattevamo dei libri ferocemente. Lui inizialmente aveva delle posizioni un po' lontane dalle mie, litigavamo meravigliosamente ed erano litigi ricchi di informazioni appassionanti, di discussioni che servivano anche ad affinare le tecniche di lotta per poter in qualche modo far prevalere le proprie idee su altre. Poco per volta siamo diventati molto amici e vorrei soltanto leggere, affinché nessuno possa pensare che sono mie interpretazioni, il ricordo che di lui fu fatto sulla rivista, sull'organo dell'Ordine degli Avvocati torinese, esatto, e vorrei soltanto leggere le poche righe che gli sono state dedicate. E vorrei ricordare le grandi battaglie che ha fatto per difendere il Circolo degli Artisti, che era un baluardo della cultura torinese, a fianco e non a fianco, comunque congiuntamente a Marco Albera, altro nostro socio carissimo, che ha recentemente pubblicato per il Centro Studi Piemontesi il volume sui carnevali di Torino e che saluto con piacere anche se non può essere con noi, che non è in perfettissima forma. Ebbene, dimenticarsi di Forchino, dimenticarsi della sua meravigliosa biblioteca, purtroppo dispersa. Lui aveva un'emeroteca risorgimentale di proporzioni straordinarie, di completezza straordinaria, era una delle poche raccolte che conteneva ad esempio l'Armonia della religione con la civiltà, che era la rivista di Don Margotti, che era pubblicata a spese del marchese Birago di Vischi in via Vanchiglia in una tipografia privata, era detentore di raccolte di riviste che nessun altro, neanche il Lucarelli, l'antico libraio antiquario, neanche la biblioteca del Museo del Risorgimento avevano. Probabilmente dopo che la biblioteca è stata dispersa, come diceva Birocco, la sghingherla, che per Birocco era la libreria antiquaria Burlò, per Birocco la sghingherla era la fuffa, i libri meno importanti, in mezzo di libri importanti ce n'erano, sono andati su forse un paio di camion a Milano, altro l'aveva Birocco e ha distribuito, e devo dire che anche io mi sono prevalso di molte cose che provenivano dalla biblioteca di Antonio attraverso Birocco. Ma passo a leggere quello che scriveva la Pazienza dopo la sua scomparsa. L'avvocato Rossomando. Sì, esatto. In ricordo di Antonio Forchino,
era il titolo dell'articolo, e diceva: Antonio Forchino, laureatosi l'11 luglio 1957 con il massimo dei voti, avvocato, il 7 novembre 1959 frequentò il prestigioso studio dell'avvocato Giorgio Del Grosso, giurista fine e attento, si distinse subito nei primi anni 60 in quel gruppo di giovani che si affacciavano alla sbarra delle nostre aule giudiziarie come polemista, e polemista lo era e anche polemico a dire la verità, e argomentatore tenace, spigoloso, talvolta aggressivo, ecco che si ritrova quello che bene o male molti possono dire, ma con questo non in chiave negativa. A lui non sfuggiva mai l'esame delle questioni giuridiche, delle quali anzi sapeva prospettare sempre un'interpretazione personale e ricercata, mai banale. Fu uomo di cultura vasta e profonda, sofferta nella ricerca di una risposta a molti interrogativi, una ricerca perseguita sovente nel contrasto e nello scontro dialettico. Di molteplici interessi e di letture artistiche e in particolare musicali, Antonio Forchino si giovava di una formazione storica accurata. Una sua passione era preminente, il rapporto con il libro e con quanto nel tempo è stato scritto ed elaborato, dalla prima edizione di un testo a un manifesto del periodo risorgimentale. La gran parte dei suoi volumi trovava posto in quel suo appartamento contiguo allo studio, pieno di manifesti, di annate di giornali, di testate gloriose e significative della storia d'Italia e non solo. In questi ultimi anni, come presidente del Circolo degli Artisti, dal 1999 al 2005, cercò di conservare alla nostra città, attraverso un'impegnativa giornaliera battaglia, uno dei punti più significativi della vita culturale torinese. Antonio Forchino ci trasmette questo amore per la cultura come parte di noi stessi, questa passione per un sapere che deve far parte dell'identità di un avvocato, e effettivamente è firmato Antonio Rossomando. Ci sarebbe molto altro da dire su di lui, mi limito a ricordare ciò che scrissero sulla agenzia Tricolore, e che disse, ricordandolo, che presidente del Circolo degli Artisti, presidente della Centrale del Latte di Torino, instancabile difensore della cultura, in particolare di quella sabauda del vecchio Piemonte. Tutto ciò detto, era un degno figlio di un grande commercialista, di un grande uomo del quale oggi si presenta il diario, e passo la parola ad Andrea Ludovici che gestirà la presentazione ritirandomi nelle retroguardie. Buonasera a tutti e benvenuti. Ci incontriamo di nuovo felicemente per parlare dell'archivio del Centro Studi Piemontesi, e questa sera di questa importante donazione avvenuta l'anno scorso, la scorsa estate, da parte della signora Gabriella Forchino, che questa sera è qui con noi, e legata alle vicende, alle vicissitudini del documento che tra l'altro vedete qui sul tavolo in primissimo piano. Questo è il diario di cui parliamo questa sera. L'occasione che ci ha portato qui è stata un'occasione del tutto particolare e definiamola pure funesta. Nel 2021, nel settembre del 21, forse ve lo ricorderete, un immobile di fronte a Porta Nuova prende fuoco, c'è un incendio dalle mansarde che poi si propaga a tutti i piani. La signora Forchino abita oggi lì, oggi per fortuna la casa è stata recuperata. Tralasciamo la parentesi assicurativa, non parliamo di queste cose terrene, oggi parliamo di cose più alte. Allora, comunque la casa fu colpita non tanto dalle fiamme, forse soprattutto dall'acqua dei vigili del fuoco, perché ciò che non distruggono le fiamme spesso lo fa l'acqua. E lei per fortuna non era in casa, era in vacanza, e viene avvertita del fattaccio e ritornando in città poi in un secondo momento gli vengono poi restituiti, diciamo, tutta una serie di oggetti, mobili, insomma quello che era sopravvissuto al danno. Tra le varie cose gli viene data, lei riscopre, diciamo, questa cartella con alcuni fogli, di cui per sua stessa missione si era quasi del tutto dimenticato. Insomma, era tra le varie carte di famiglia.
Capite bene che a seguito di un evento come questo, lei come chiunque altro, insomma, la paura, lo shock, lo spavento rimangono poche cose e quelle cose acquisiscono un valore del tutto diverso rispetto a prima. E in questo caso questi pochi fogli hanno forse dopo tanto tempo riottenuto l'attenzione che meritavano, perché lei riscopre con più attenzione il loro contenuto. Stiamo parlando di un diario tenuto in origine da un ragazzo, un giovanotto di 20 anni, siamo tra il 1916 e il 1918, che all'epoca si ritrovò soldato al fronte e poi prigioniero. E quindi di tutto questo ci ha consentito poi gradualmente di venire a conoscenza di questo documento. La signora Forchino ha scelto e deciso di rivolgersi al Centro Studi Piemontesi, di cui era già socia, conosceva le attività del centro, sapeva che al centro c'era un archivio che ci si occupava anche di recupero e valorizzazione di fonti documentarie, e quindi in un incontro che avemmo oramai un anno e mezzo fa ce ne parlò per la prima volta e decidemmo insieme di fare qualcosa, ovvero sia fare in modo che il contenuto di queste pagine sciolte venisse riportato alla luce attraverso una forma editoriale. Lo vedete in questa immagine, come lo che vedete anche lì dal vivo, questo è il diario, sono un centinaio di fogli protocollo. Purtroppo manca l'inizio e manca la fine, cioè le pagine sono numerate, sono state tutte numerate da Alessandro Forchino. Inizia però con pagina 2, termina, se non ricordo male, con una pagina 103, che però non è la conclusione del diario, perché termina, diciamo, ex abrupto, come dicono i colti. Quindi è evidente che manca l'ultima parte, anche perché manca il racconto del ritorno, del rientro. Ci stava arrivando. Vedete, la signora Forchino è sempre pronta a redarguirmi. Giustamente. Manca il ritorno. Nonostante ciò, il diario comunque ha molte pagine, contiene molte cose, non è un semplice racconto di vita trascorsa al fronte e poi nel campo di prigionia, ma è un testo che si apre veramente a decine e decine di digressioni fatte dal suo autore, spesso e volentieri generate dalle letture oppure dagli incontri e dai colloqui che Alessandro Forchino ebbe al fronte, ma soprattutto durante il periodo della prigionia. Perché la prigionia per lui in un campo austriaco per ufficiali, quindi diciamo nella sfortuna comunque un contesto fortunato, nel senso protetto da alcuni aspetti, non era obbligato ai lavori forzati, come invece i soldati semplici o altri tipi di prigionieri, ebbe modo di avere molto tempo da passare, da impegnare in qualche modo, e lui decise di impegnarlo attraverso lo studio, la lettura e anche le amicizie che bene o male riuscì a coltivare con i suoi compagni e i suoi commilitoni. Detto ciò, io lascerei la parola alla signora Gabriella Forchino per avere un ricordo del papà che solo lei ci può restituire. A seguire lascerei la parola invece alla nipote, che magari ci può anche ricordare il professionista che fu Alessandro Forchino, e da ultimo poi la dottoressa Livia Orla invece ci accompagnerà all'interno del diario, soprattutto per la parte più importante, di quella legata alla sua testimonianza durante la prigionia. Prego. Buonasera. Io, sì, il fuoco lì, l'incendio indubbiamente ha giocato, così come io ho perso migliaia di libri, perché anch'io nel mio piccolo sono la sorella minore di mio fratello, quindi anch'io
avevo molti libri che ho perduto, tutti, il pianoforte a coda, ho perduto tante cose. Ma più che altro, cosa volevo dire? Non so più. Ah, va bene, ho portato qui il coso al Centro Studi Piemontesi e finalmente, essendo scritto, perché io non è che non avessi voluto leggerlo prima, ma era impossibile, non so come hanno fatto loro a leggerlo, così. E allora mi sono trovata, in questi 15 giorni, mi sono un po' riletta perché l'avevo già letto, ma a pezzi, a bocconi, non molto tutto intero. E mi sono trovata davanti a un padre di 20 anni. Io ero abituata a mio padre, che era un signore molto ben vestito, molto distinto e molto, che l'ultima parola era sempre la sua e noi andavamo obbedienti, eccetera. E qui mi sono trovata davanti a un giovinetto di 20 anni che mangiava brodo e patate, che litigava con tutti, che aveva anche una cattiva concezione dei suoi superiori, che diceva impreparati, senza uno scopo, senza una via di quel che dovevano fare in sostanza. E poi più che altro lui aveva solo in mente la sua professione e lo studio e chiedeva continuamente, aveva diritto, non so, a delle licenze e partiva. Lui era alpino, stava nelle Dolomiti, ha fatto tutte le battaglie, me ne dica lei, delle Tofane, di Castelgomberto, di Vattella-Pesca, della la Gazuoi, eccetera. Non ha fatto Caporetto perché era giusto appunto in licenza, credo. E lui veniva a dare questi esami e c'è un punto poi nella prigionia che ricorda che lui aveva 25, 27, 28, 30 lode, insomma una media del 29, pur avendo studiato in una maniera così difficile, così insomma frammentaria, diciamo. E questo. Poi, difatti, per quello che riguarda il suo periodo di guerra, io mi fermerei lì perché anche Andrea ne sa molto più di me e si ricorderà anche meglio. Quello che mi ha colpito di più è invece il periodo della prigionia, dove il tempo, così la noia, eccetera, che qualche volta ti veniva addosso. Lui invece leggeva, ma io non so neanche che gli mandasse questi libri, perché lui cita anche Stuart Mill, cita le tragedie greche, cita Pareto, non so come leggeva Goethe, chi era? Perché mio papà era di famiglia anche relativamente modesta e quindi per lui signore che enorme, insomma lui aveva soltanto in mente della sua professione. Lui praticamente ha fatto 2 incontri più, no, intanto aveva sempre lottato contro un certo capitano Gambaro che lui riteneva corrotto, sarà caduto tutto in prescrizione, penso. E aveva sempre delle cose, delle liti addirittura con questo capitano Gambaro. Ma poi quando è stato in prigionia ha avuto 2 incontri in particolare. Uno con questo padre Bevilacqua, che poi è stata una personalità, è diventato cardinale, eccetera, che avendo l'Austria impedito la messa, teneva alla mattina della domenica come delle chiacchierate che mio papà chiamava conferenze e poi ha fatto l'amicizia con un certo Pagliai che era una persona evidentemente molto intelligente e mio papà diceva più colto di me, che mio papà non aveva fatto il liceo perché appunto era ragioniere essendo di famiglia abbastanza modesta e però questo Pagliai che poi è diventato un membro dell'Accademia della Cruz, che anche lui è diventato una persona importante, che però è già morto, ho letto, nel 93, nel 20, ma non so quando è morto, 2 o 3 anni prima di mio padre. E lui con questi, sia per via di Bevilacqua, sia che gli parlava di Dio, della Chiesa, delle cose, e questo Pagliai, che invece era ateo, aveva continuamente con Pagliai delle richieste di voler capire, che gli spiegasse, che gli dicesse, e veramente era sempre alla ricerca di Dio, era alla ricerca di studiare, leggere, imparare il tedesco, eccetera, eccetera. Il tutto mentre diceva che non mangiava, che non beveva, un giorno deve aver mangiato un brodo con un po' di carne, un po' di rape, un po' di patate e si è portato dietro il menù, talmente che era una grandeur quel pranzo lì. E quindi io devo dire,
che ho anche un senso di colpa nei confronti di questo padre. Difatti, insomma, ho fatto pubblicare, cerco di rimediare a tutti i sensi di colpa che ho nei confronti di questo padre, e che non è stato, forse, io non voglio parlare di mio fratello, grande collezionista, che anche mio fratello aveva delle idee completamente diverse, anche perché aveva più mezzi finanziari di comprare quadri, di fare il collezionista, eccetera. Poi, come ho detto, Mola aveva un carattere anche piuttosto, insomma, come si dice, fumantino. Ecco. E quindi io non parlo di mio fratello, che pure ho amato tantissimo, ma io ho questi sensi di colpa perché nessuno di noi ha ereditato il suo studio, che io non esito a dire era il primo di Torino, senz'altro, anche se noi non ci siamo mai dati delle aree, non abbiamo mai frequentato i subalpini, i Rotary, i Lions, mio papà se ne stava a casa sua. E anche, poi mi perdo perché ho 88 anni, io ogni tanto mi perdo. Volevo dire un'altra cosa. Andrea, mi aiuti? Speriamo tutti di perderci come te, 88 anni. Senta, ascolti, una cosa stavo dicendo? Che suo padre sicuramente tutta la vita ha pensato alla professione, era molto E che io ho questi sensi di colpa. non ha ereditato lo studio. Non gli siamo stati capaci fra tutti di dargli un nipotino al quale lui molto teneva, e quindi questi sensi di colpa cerco di rabberciarli facendo stampare e pubblicare il suo diario. Poi ho fatto delle borse di studio, insomma, ho cercato, perché effettivamente questa lettura di un padre ventenne, che io ricordavo sessantenne, settantenne, ottantenne, si era anche sposato abbastanza tardi per via sempre delle condizioni della sua famiglia, a cui lui ha provveduto fino alla morte dei miei nonni, che io non ho mai conosciuto. E alla fine, se qualcuno vorrà comprare il diario, vedrà che alla fine manca il ritorno, manca il viaggio di ritorno, che certamente sarebbe stato pieno di cose importanti, belle da leggere, ma invece lui è già a Torino con questi genitori, è abbastanza in polemica. E io credo perché questi genitori non volevano che lui si laureasse, perché avevano forse bisogno di un figlio che guadagnasse. Invece lui ha sempre avuto, sia durante la guerra che durante la prigionia, il suo pensiero era di arrivare alla laurea e di fare la libera professione. Basta, così. Beh, dopo mia zia c'è poco da aggiungere. Diciamo che, allora, io non l'ho letto, dico la verità, non l'ho letto tutto questo diario di mio nonno, perché credo che tra l'altro non sia un libro da leggere tutto di filato, sono pensieri, ed è stato molto bello. Comunque io la sera magari apro un po' a caso e leggo una pagina così, e mi accorgo che appunto non solo è un giovane di 20 anni, ma è un giovane che esprime dei valori. Mio nonno in questo diario si interroga su cosa sia la ricchezza, che senso abbia il lusso, quanto chi è più ricco debba in qualche modo provvedere anche all'emancipazione delle classi più povere, si domanda dove sia Dio, affronta il tema della guerra. E credo che oggi il tema sia tra l'altro diventato anche di particolare attualità, una guerra che speravamo di non vedere mai più e invece ci accorgiamo che ce l'abbiamo alle porte, e quindi credo che questo diario abbia oggi come pubblicazione una tempistica veramente incredibile, perché mio nonno, già giovane ventenne, racconta il dramma di questa guerra e si domanda proprio dove sia Dio nella guerra, dove sia il senso, e oggi quindi sono contenta di essere qua, anche perché è un diario di valori, quindi un diario che vuole portare a una riflessione, al di là del condividere poi i pensieri di mio nonno, che rileggendoli io li condivido molto, devo dire, forse perché sono sua nipote, però uno magari può essere anche in disaccordo, però è un diario che ti fa riflettere, ed è un tema, ed è un diario anche di valori, perché mio nonno appunto sul fronte mangiava brodo ma studiava, e dice quanto è difficile studiare a sto
stomaco vuoto. A me sta frase mi ha fulminato, perché io stomaco vuoto non ho mai studiato, ero sempre a stomaco pieno. Anzi, quando studiavo mangiavo il doppio, ingrassavo un po'. E quindi mi sono detta, ma quanti sacrifici ha fatto mio nonno? Cioè, e quindi è un tema importante, quello dello studio, del valore, come per lui effettivamente, come ha detto anche mia zia, lo studiare fosse veramente all'epoca il valore dell'emancipazione di una persona, il valore fosse un privilegio. Ecco, oggi questo sentimento qua non c'è più tanto nei giovani, mi dispiace, secondo me appunto è un diario che dovrebbe essere letto dai giovani, proprio perché oggi i giovani dovrebbero riscoprire il valore dello studio. Mio nonno, che era di una classe povera, diciamolo, o comunque umile, figlio di sarti sostanzialmente, nello studio ha investito se stesso e ha portato anche al riscatto della famiglia, perché ha avuto un grosso successo professionale, ma quando è arrivato all'apice della sua professione, del suo successo, quindi è riuscito grazie allo studio a diventare un commercialista famoso, lui ha cercato di restituire alla società quello che aveva ottenuto e ha fondato la Centrale del Latte di Torino. Ha fondato la Centrale del Latte non perché fosse appunto un imprenditore, avesse velleità imprenditoriali, perché lui era molto legato, invece è impegnatissimo anche per la sua professione, ma ha fondato la Centrale del Latte perché i bambini all'epoca morivano di dissenteria, di queste malattie portate dal latte, e quindi riteneva importante che la città di Torino potesse avere un latte pastorizzato, un latte sicuro per i bambini, e quindi ha investito con altri imprenditori di Torino, col comune, ha investito per creare la Centrale del Latte di Torino, di cui poi si è anche un po', forse un po' meno occupato, se ne è occupato poi mio padre, perché a un certo punto, appunto non occupandosene, era andata un po' così, e quindi con la famiglia Artom hanno diciamo, risollevato le sorti della Centrale del Latte con mio padre, eccetera, e quindi comunque l'ha fatto per aiutare la società, e quindi questo senso anche di una restituzione, quindi un senso cristiano, perché era molto credente. Ho scoperto che mio nonno era estremamente credente, si faceva delle domande importanti sul senso della vita, e in qualche modo la Centrale del Latte voleva restituire alla comunità quello che lui poteva aver avuto in termini di successo, di studio, eccetera. E quindi credo che questo diario sia molto interessante sotto questo punto di vista, anche perché si fa delle domande che tutti ovviamente ci facciamo in ogni momento della vita, in qualche modo cerchiamo di darci delle risposte, e quindi sono molto contenta che mia zia abbia fatto questa pubblicazione, grazie anche a questa presentazione, a Dino Maglio e tutti quanti hanno collaborato, ai nostri studiosi che si sono appunto impegnati nel leggere una calligrafia veramente molto difficile, ma secondo me una lettura che rende molto in termini di valori e di umanità, ecco. Passiamo al contenuto. Allora. Sì, io, sperando di invogliarvi a leggere il diario, vi racconto a grandi linee il contenuto. Il diario inizia nella primavera del 1916 e si chiude nell'estate del 1918. Questo diario, che voi vedete, a prima vista un insieme di semplici carte sciolte, in realtà è stato un fedele compagno per questo giovane universitario torinese, da Torino alle Dolomiti, dalle Dolomiti all'Austria e di nuovo dall'Austria a Torino. Appunto il diario si apre nel 1916, Alessandro Forchino è vicino a Cortina d'Ampezzo, sul fronte italiano, e partecipa a diverse azioni militari con successo, tanto da essere nominato prima sottotenente e poi tenente. In particolare partecipa a un'azione importante, occupando un gradino lungo il fronte insieme ad altri 3 soldati. Questa impresa gli merita la menzione sul bollettino del Comando Supremo, ma lui è talmente modesto che sul diario scrive solo una riga riguardo a questa impresa. Nell'estate del 1917 Forchino partecipa all'offensiva italiana sul Monte Ortigara, anche se l'impresa si conclude con un nulla di fatto. Al termine di questa impresa Forchino inizia ad avere problemi di salute, non viene specificato che cosa, ma viene portato in barella, prima all'ospedale di Rovigo e in seguito a Padova, dove una commissione stabilisce per lui un mese di convalescenza in un paesino del Veronese. Dopo un mese Forchino è dichiarato abile e ritorna al fronte, destinato al battaglione Cuneo, 291esima compagnia.
Come è stato detto, non partecipa a Caporetto perché era in licenza a dare esami universitari, torna sul fronte e appunto nel dicembre del 1917, durante un'azione, viene catturato insieme al suo capitano e ad altri soldati. Viene portato ad Arth, che è un campo di prigionia a circa 130 km da Vienna, e Forchino è uno degli oltre 600.000 italiani che nella Grande Guerra finirono nei campi di prigionia. Come appunto ha detto Andrea, Arth era un campo per ufficiali, quindi i prigionieri erano trattati meglio rispetto ai campi per i soldati semplici, che durante la prigionia erano costretti a lavorare, mentre invece gli ufficiali ricevevano un piccolo sussidio. E in generale le condizioni per gli ufficiali erano migliori, basti pensare che Forchino racconta in alcuni casi di assistere a dei concerti di una banda o addirittura di andare al cinematografo che era presente in questo campo. Però, nonostante questo, ovviamente la vita era molto dura. Forchino soffriva la fame e in generale le condizioni, non solo materiali ma anche emotive, erano particolarmente dure. Motivo per cui Forchino, così come gli altri prigionieri, aspettavano un momento molto particolare, l'arrivo dei pacchi da parte delle famiglie, che grazie agli accordi internazionali erano previsti. E questi pacchi contenevano di solito cibo magari goloso come la cioccolata o il caffè buono italiano, ma non solo, anche dei vestiti integri, non laceri, puliti, dei libri che appunto arrivavano coi pacchi. E quindi questo arrivo non era solo dato dalla felicità di avere il bene materiale, ma Forchino proprio scrive che immaginare i genitori che raccolgono questi oggetti, li mettono insieme con amore e con cura, lo fa stare meglio, gli fa pensare al futuro e gli dà la forza per andare avanti e acquisire la speranza di poter tornare prima o poi a casa. E come ci è stato detto, Forchino passa le giornate a leggere, era un lettore molto avido, leggeva di tutto, dalle tragedie greche a dei romanzi francesi un po' moralizzanti, a dei drammi indiani, e lui scrive le trame lunghissime e le commenta. Ma in realtà la sua passione era l'economia e il commercio. Si teneva informato grazie ai giornali che fortunatamente arrivavano al campo e faceva appunto, prendendo spunto da questi articoli, ampie riflessioni di tipo economico, politiche e sociali, scrivendole sul diario e corredandole con grafici, disegni e tabelle che nel libro sono stati riportati in originale. E la vita del campo era difficile, Forchino fa poco amicizia con gli altri prigionieri, anche perché vi erano proprio delle lotte intestine per il cibo. Ho letto che si creavano dei veri e propri episodi di isteria dati dalla fame, per cui quello lì gli è stato dato un po' più di cibo che a me, e quindi molto spesso gli ufficiali di grado superiore prendevano più cibo di quelli di grado inferiore come Forchino, e quindi era molto difficile, anche se si era italiani, si era in quella condizione difficile, fare amicizia. Appunto, come ha detto la signora Forchino, stringe amicizia con questo giovane, Francesco Pagliai, un giovane pistoiese, con cui Forchino intrattiene lunghissime conversazioni di teologia e di politica, che in alcuni momenti sembrano proprio dei veri e propri esercizi di retorica. Un'amicizia amore e odio, perché appunto Forchino era molto credente, mentre Pagliai era un ateo convinto che molto spesso lo provoca, si diverte. Però alla fine sono due giovani ventenni prigionieri in un campo e quindi la sera sotto le stelle molto spesso si lasciano andare a riflessioni sull'amore, sull'amicizia, sulla nostalgia per casa e sulla nostalgia per l'università. Tra l'altro appunto è stato interessante scoprire chi fosse questo Pagliai, perché Pagliai durante la prigionia ha scritto un racconto, anzi 2 racconti che Forchino trascrive nel suo diario, e banalmente mettendo su Google Pagliai e il titolo di un racconto è venuto fuori che Pagliai era questo Francesco Pagliai che ha pubblicato poi questo racconto su una rivista e appunto è diventato uno studioso di Foscolo, che è diventato membro dell'Accademia della Crusca, diventando segretario e cancelliere. Quindi anche una persona importante. E alla fine della primavera del 1918 Forchino viene trasferito in un altro campo di prigionia, sempre in Austria, ma purtroppo dal luglio del 1918 il diario si interrompe. Insomma, questo insieme di carte ha viaggiato da Torino alle Dolomiti all'Austria fino a Torino e chissà come, non chissà come, è facile immaginare che le ultime pagine siano andate perdute. Non abbiamo notizie sul suo rilascio e sul ritorno a Torino, ma questo non toglie che il diario sia un importantissimo strumento
e una nuova voce da inserire nel panorama delle fonti per lo studio della Grande Guerra. Non ho nulla da aggiungere, nel senso che è stato detto tutto. Ho fatto scorrere qualche immagine così è più facile prendere visione di questo testo, di questo documento. La difficoltà della grafia è confermata dalle immagini, ho messo quelle più belle. Chiaramente, insomma, stava scrivendo, non aveva uno studio, una scrivania, avrà scritto dove poteva, come poteva, in una condizione sempre non ottimale, anche a livello di umore o di salute. Mi riallaccio a una cosa che diceva prima la signora Gabriella. È vero, questa famiglia quando era ragazzo sicuramente l'ha spinto da subito a dire vai a lavorare, trovati un mestiere, un posto sicuro, un posto fisso. Insomma, questi genitori hanno detto quello che tutti i genitori dicono a tutti i figli da secoli. Però è anche vero che furono quegli stessi genitori quelli che gli mettevano i libri nei pacchi e glieli spedivano al fronte, quindi da un certo punto in poi, quando hanno visto che questo figlio era deciso nelle sue scelte, sicuramente l'hanno poi sostenuto e l'hanno aiutato per quanto potevano, date anche le condizioni e il contesto storico in cui si trovavano a vivere, appunto a studiare e a fargli fare quello che poi voleva fare, e ha fatto poi molto bene. Una volta laureatosi è diventato un serio professionista. È anche bello sentire dai diretti protagonisti il fascino della scoperta, in questo caso, di un genitore. Insomma, nessuno di noi è mai uguale a se stesso nel corso della vita, quindi i documenti d'archivio, quando così intimi e personali, hanno anche la possibilità di far luce su non solo un personaggio, ma sui tanti momenti dell'esistenza di quel personaggio, che sia un diario, che sia un epistolario. Siamo al centro studi, insomma. D'Azeglio non è mai stato uguale a se stesso, presumo. Confesso di non aver letto tutto l'epistolario, però mi sembra di poterlo intuire. Quindi chi si accosta a questo tipo di fonti, di documenti, col metodo che saggiamente diceva l'altra signora Forchino, cioè quello del non va letto da pagina 1 a pagina 200, ma va consultato saltando un po' qui e un po' là, anche perché non è un discorso organico. Forchino semplicemente annotava la data del giorno, a volte telegrafico, vi dice solita vita da campo, a volte invece parte con una riflessione che dura magari 20 pagine, con trascrizioni di altri libri, altre fonti, articoli e quant'altro. In realtà l'autore è uno, ma i modi della scrittura, le forme della scrittura all'interno del diario sono molteplici, quindi non è soltanto una raccolta di pensieri e di riflessioni, è tante cose in un'unica forma di testo. Quindi il sottotesto, per chi non l'avesse ancora capito, è quello di comprare questo diario, non fate i timidi, sostenete il centro studi anche in questa modalità e chissà, magari scoprite una storia a voi affine, perché anche voi avrete avuto un nonno, un genitore impegnato in circostanze simili, e chi lo sa, magari tornate a casa, date un occhio a quello che avete nei cassetti, nei comò, che non sapete più di avere, un altro diario, se lo volete donare, il centro studi è sempre ben contento di ricevere questo tipo di donazione. Non ho altro da aggiungere, vi ringrazio. Prima di passare la parola a Bina per le conclusioni, darei la parola al pubblico, ma anche aggiungo, visto che vi ho detto di sostenere il Centro Studi Piemontesi, che va fatto nel proprio interesse. Gabriella ha detto di avere 88 anni, il nostro decano, l'avvocato Bruno Segre, ne ha 105, il nostro carissimo socio Ludovico Boetti Villani Saudifredi ha recentemente pubblicato il proprio primo libro a 92 anni, che è giunto su adesso nel giro di pochi mesi alla seconda edizione, con prefazione di Aldo Alessandro Mole e di Pietrangelo Buttafuoco, pubblicato da Bastogi. E nonostante noi abbiamo molti soci giovani, che sono poi anche giovani ricercatori che contribuiscono all'attività scientifica del Centro Studi, di Studi Piemontesi e via dicendo,
bisogna dire che la compagine dei maturi è molto forte e che partecipare, pagare la quota del Centro Studi Piemontesi, adesso siamo sulla soglia del 25, ma chi non ha pagato il 23, del 24, chi non ha pagato il 23 può sempre farlo, garantisce una lunga vita. E adesso passerei la parola al pubblico se qualcuno ha qualche commento da fare. Abbiamo anche il direttore del museo Pietro Micca qui presente, che non so se prego. Le pagine della cronaca della guerra, ma nelle riflessioni c'è qualche accenno alla guerra brutta, quanto è brutta la guerra, perché tanto la guerra è sempre brutta. C'è qualche commento? Sì, in generale si intuisce che la guerra proprio non gli piace. Ecco. Dall'inizio. Sì, per quanto lui sia un soldato capace, pronto e impegnato al fronte, insomma, e anche premiato, diciamo, a livello di carriera, però lo fa per senso del dovere. Non era un volontario. Ecco, non siamo di fronte a un futurista che parte volontario, non è quella roba là. No, lui non ci crede, anche perché lui era veramente a 20 anni profondamente intriso della morale del pensiero cristiano cattolico, quindi la guerra è male, è peccato, non può essere. Paolo V aveva detto. Quindi no. A volte lo dice esplicitamente, a volte si intuisce o si capisce dai discorsi. Sicuramente non era contento di essere lì e di fare quello che stava facendo. Per esempio un aneddoto a proposito di queste cose. Nella prigionia c'era un campo di russi e questi avevano molto pane, pagnotte, e le vendevano a 10 lire, credo allora, e morivano loro di fame, ma andavano in giro a vendere queste pagnotte e loro, mio papà forse per primo, compravano queste pagnotte. Sì, lui è stupito spesso e volentieri, appunto, ci sono questi episodi di vita proprio. Sì, ma gretti, di grande miseria anche morale, nel senso, il russo si vende il pane per avere dei soldi con i quali poi non si capisce bene cosa possa fare, tanto è sempre lì nel campo, non è che si scappa. E poi soprattutto lui ce l'ha sempre con i superiori, che li vedeva corrotti, li vedeva arroganti, li vedeva... Anche lì lui parte dicendo: ma è mai possibile pensare ai soldi in questi momenti, a fare gli usurai gli struzzini tra di noi? Perché il tema era che una volta diventati prigionieri il comandante di turno si era tenuto la cassa e questi soldi erano in cassa comune in cui tutti fino al giorno prima mettevano il loro. Questa cassa sparisce, ma lui si domanda: ma che scopo, perché tutto questo? E lui dice proprio: i peggiori nemici qui nel campo, i peggiori nemici degli italiani sono gli italiani stessi. Lo dice proprio così. Io volevo solo chiedere una piccola precisazione. Passando, quello che mi ha colpito sono questi grafici, queste bellissime, a parte i disegni che sono stupendi, ma anche prima, esatto, questi che rappresenterebbero delle funzioni matematiche portate con... Quindi aveva anche una preparazione matematica non indifferente, direi. A parte quella artistica, dopo che tu dici sei particolarmente dotato, i disegni delle colonne, mi pare Corinzi o qualcosa del genere, ecco, con questo bellissimo. Qua studia storia dell'arte, qua a seguito di... Sì, in realtà sono tutti grafici legati a teorie economiche. Sì. Qua fa l'economista, o economista o è umanista. Cioè lui passa da esporre una teoria economica legata alla produzione del lavoro, al consumo delle merci, 10 pagine dopo fa la genealogia di tutti i personaggi di una tragedia di Euripide. Si mette lì tutte le divinità, Giove, Era, quindi spazia moltissimo le letture. Una cultura non indifferente. Sì, se la stava facendo. Era proprio in corso, diciamo. Ma poi è interessante perché come fosse così ha predetto il futuro, cioè dice: ma le donne che sono a casa mentre noi siamo in guerra, loro che potrebbero essere usate per il lavoro, cosa che in effetti poi, quindi lui fa anche questa riflessione avanti sui tempi, sulle donne a casa che poi in effetti così verranno usate in fabbrica. Quando non si diventa il più grande commercialista
di una città come Torino se non c'è una predisposizione, perché inevitabilmente ci vogliono delle capacità notevoli. Sicuramente era una persona molto determinata, cioè lui aveva quello in testa e al di là di tutto, al di là di ogni difficoltà, al di là della figlia che non lo ascoltava a tavola, poi ha fatto sempre quello che voleva fare nel suo modo, in quello che lui sentiva e percepiva essere il modo più giusto e il modo più corretto. Ma la laurea era in legge o in Economia e commercio. commercio? Ragioniere e poi economia e commercio. Passerei la parola a Albina per le conclusioni. Nessuna conclusione, solo Conclusioni future, sì. nuovi appuntamenti. Grazie a Gabriella Forchino perché ha creduto, no, nel Centro Studi Piemontesi e infatti siamo riusciti a pubblicare il volume, trascriverlo, studiarlo. Grazie all'avvocato Forchino, di cui nessuno ha detto il nome, eccetera, ma lei è la figlia di Antonio, ovviamente. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo il 27 per chi vuole. Grazie.